Benvenuti al TG Chiosco Calcio FVG. Oggi non si parlerà di sport, ma bensì di musica e abbiamo il piacere, l'onore di avere qui in studio DJ Tubet. Mandi! Senti che calore, caro DJ, Non per i termosifoni, ma bensì per la tua creatività e l'amore per la tua terra, concordi? Sì, difatti ti ecco. Faccio la F di Friuli Ma subito. che bello, te la torna a rifare, è fantastico. Friuli. L'amore per il Friuli. Allora, caro DJ Tubet, come nasce questo DJ? Nasce nel 1998 da una passione per la musica rap, che allora era un po' più sotterranea, più underground, e ho deciso di avere l'appellativo DJ perché non faccio il DJ e voglio confondere tutti quelli che mi chiamano, ma per l'amore dei pionieri giamaicani che hanno dato via al rap, e Tubet perché il mio cognome in friulano, nonché il soprannome della mia famiglia, quindi invece che avere quei nomi inglesi che andavano di moda ai tempi, tipo in inglese verrebbe Tubetuan, Tubettone, e sono un po' magrotto. Sta già rappando mentre sta parlando, Cioè lo sentite, quindi però ovviamente mescoli diverse situazioni musicali, no? Sì. Rap, jazz addirittura, Sì. E reggae, giusto? Sì. Mischio tutto in un calderone perché è tutto quello che fa parte della black music, della musica afroamericana che io amo, senza limiti linguistici o di genere. Mi place dot. Allora, come ben sai, il nostro TG Chiosco si va a scovare un po' delle curiosità simpatiche. Hai qualche aneddoto che hai trovato in queste tue esibizioni o quant'altro, negli eventi? Sì, allora la base principale del mio carattere, la mia voglia, la grinta è di rivalsa, cioè ho sempre creduto in questo genere quando ancora non era commerciale, ma soprattutto nella mia lingua, che è la lingua friulana, la mia madrelingua, perché l'italiano l'ho imparato all'asilo. Guardate quindi... che è difficile sentirlo intervistare così, sentirlo in lingua italiana, è difficilissimo. È una cosa più unica che rara. E dunque appunto queste sono le cose che difendo, che propongo anche nel mio stile. Naturalmente all'inizio diciamo che gli amici non ci credevano e non ce la farai mai, così e colà, il friulano. Invece ultimamente appunto l'andare svelti, anche il friulano è stato premiato a distanza di anni e anni. Sono diventato nel 2021 il rapper più svelto d'Italia. Anche, pensate, la musica ha viaggiato un po' in tutto il mondo, ma è arrivata anche in Nigeria, dove una rivista nigeriana ha parlato di me e di altri 20 rapper veloci, tra cui Eminem, eccetera. Complimenti Tubet, complimenti. Allora, veniamo ai tuoi programmi e progetti. Sì, allora io continuo a fare musica, ma continuo anche a proporre la musica che ho fatto, perché bisogna sempre spingere e credere nelle cose che si è fatto. Quindi trovate ancora qualche copia del mio disco nei negozi locali. Certo. Il mio disco si chiama Fincumo e contiene 14 canzoni in 14 lingue. Fincumo, Fincumo, dopo lo si sa. Come si dice in friulano. Esatto. Bene, caro, in conclusione, non so, un aneddoto simpatico ce l'hai magari oltre a quello che ci hai detto? Sì, ho un aneddoto simpatico. Dovete sapere che tutti gli artisti si emozionano prima di esibirsi sul palco. Dai. E una volta appunto dovevo suonare in un posto, diciamo, che faceva un po' freddo, un po' come adesso, quindi in alta montagna. E il pubblico stava aspettando e il mio gruppo era arrivato, io ero da solo con la mia macchina, non stavo ancora arrivando perché un po' il freddo, un po' l'emozione, sono andato un po' nei boschi, diciamo. Aia! E ti è partita lei? E mi è partita l'emozione, ho dovuto ritardare lo spettacolo. Vabbè, sono cose che succedono, sai, il pancino fa questo e l'altro quando tocca il freddo. Sì. Come vorresti chiudere, caro DJ Tubet, il TG Chiosco? Ma io vorrei chiuderlo con un freestyle, con un'improvvisazione in rima per i telespettatori del nostro TG. Hai qualche parolina da suggerirmi come tematica? Chi proprio? Saresti dire veramente. Vai, improvvisa, dici che tu. Ok. O improvvisi, le fas tranquille quindi parli inglese, le palesi, disarrest, take it easy.
faccio uno stile che non è mica losco. Prima vi ho raccontato di un fatto che succedeva in un bosco qua al TG Chiosco. Sono solare, non chiamarmi mai fosco, nemmeno sono re dei foschi, quindi non bevo re fosco in questo chiosco. Adesso ho una folgorazione tipo Damasco, ma non bevo neanche un fiasco. Si sa, è normale, sono fuori così anche bevendo acqua minerale. Un saluto a tutti i telespettatori da casa, perché mi casa e stu casa mi casa come il pallone con cui gioco a basket, io non alle DJ to bet. Scatti perché comunque ti fai che improvvisi nel mondo tecnico, con che ti fai che fasta non è gemmo, ti intrattenchi con Allora, spadino. TG Chiosco, ma no, c'è bevino. Allora, senti che ti dici? Studi in tutti e a Ninga bevi qui amici. È che lo sento bene nel culo. Allora ti dà il sprint. Ti dà il sprint tipo supposta, è supposta per te. Ah, ok. Mischio, tutto in un muschio selvaggio, non è quello. Bene, grazie intanto. Grazie a voi. Grazie, a tra poco, ovviamente boh.